Benvenuti in questa recensione della All Friuli il ritorno o Bel Friuli, chiamatelo come volete. Oggi andremo a recensire 3 episodi del Bel Friuli, il ritorno. Innanzitutto cominciamo dal primo episodio che andremo a recensire oggi, cioè un episodio condotto da Ludmillo, che in realtà ne ha condotti due, poi il terzo era quello delle barbabietole, la parte 1 della raccolta delle barbabietole, che è stato condotto da Happy Farming, però i primi due che andremo a recensire saranno condotti da Ludmillo e anche all'incontro che ha avuto con Ilaria nell'episodio dopo. Prima parliamo di questo. Eh, Fra l'altro mi ha fatto ridere che Ludmillo non aveva capito il significato di Franco e pensa che sia che in quell'ambito voleva significare il nome di una persona, quando invece non si trattava di una persona. Ma quello, intanto là fuori è caduto qualcuno? Ho sentito cadere, ho sentito urlare qualcuno, boh, vabbè. Comunque, no, stavo dicendo, e poi l'altro episodio è stato molto, diciamo, divertente per il confronto tra Ludmillo e Ilaria, che come sappiamo, se avete seguito ultimamente mm, le puntate, potete sapere che è la nuova proprietaria dello shop e ha avuto da dire per quanto riguarda la polvere eh, e ha incolpato Ludmillo di questo, anche se Ludmillo, se possiamo spezzare una lancia in sua difesa, come ha anche detto lui, non piove da 5 mesi, mi pare che aveva detto, c'è troppa siccità e quindi è anche normale che questi episodi avvengano. Tra l'altro, Ludmillo credo che non lo possa comprendere nessuno meglio di me se si parla di quella donna malefica di Ilaria la Boss, dato che ne ho avuto dei precedenti con quella con quel diavolo, con quel demonio. Ne ho avuti, ho i miei motivi per odiarla, quindi diciamo che sono dalla parte di Ludmillo su questo, in questo caso, ecco. Tra l'altro ha una voce insopportabile, poi quando si mette a cantare la team song del suo idolo, Sasha Banks, mamma mia, mi fa rabbrividire. Comunque, nell'altro episodio invece c'è stato l'episodio delle barbabietole, è stato un episodio molto rilassante, molto bello. Tra l'altro è la parte 1, quindi poi ci sarà anche la parte 2 della raccolta delle barbabietole. E poi Ludmillo, no, non Ludmillo, scusate, MP Farming ha dovuto pagare 400.000 euro a Ilaria, che è molto severa per quanto riguarda i prezzi, molto esigente. Ma più che altro io stavo pensando, non è che gli ha alzato il prezzo, cioè perché 400.000 euro sono troppi. Secondo me gli ha alzato il prezzo per il fatto che è successo con Ludmillo, perché se non succedeva quello magari gli faceva pagare anche di meno. Ovviamente è una teoria, ovviamente magari è lei stronzo di natura che proprio ha dei prezzi alti. E... Boh, non lo so veramente. Comunque, non ho altro da aggiungere, una recensione è corta. Noi ci vediamo o in un prossimo video oppure in una prossima recensione. Io magari per la prossima volta per far venire un po' più lunga la review, la recensione, magari aspetto prima l'uscita di 3 episodi, anzi 4, perché magari il primo, cioè, che uscirà dopo questa recensione sarà la seconda parte della raccolta delle barbabietole. Quindi ne aspetto altri 3. Ora non so di quante parti sarà la raccolta, penso di 2, non più, però magari mi sbaglio. Però faccio 3, cioè 4 se contiamo la seconda parte della raccolta delle barbabietole più altri 3 normali. Episodi quindi canonici, non che quelli delle barbabietole non siano canonici, ma quelli delle barbabietole diciamo che
sono più appunto dedicate alla raccolta delle barbabietole. Comunque, noi ci vediamo, come ho già detto, alla prossima e seguite P-Farming Day su Twitch, seguitelo su YouTube, seguite se volete anche me su YouTube, il canale Guarda Baby, seguite la fanpage, tutte le fanpage che ci sono, la mia, quella di Paolo, la mia gestita da Paolo, quella di Paolo gestita da me, che sarebbe questa, e alla prossima.